Ma esiste ancora il Nord-Est? Ha ancora senso parlare di quest'area come di una realtà unitaria e definita, legata con me ad un passato di miracolo economico? Per rispondere a questo interrogativo, l'Accademia Olimpica ha invitato ad uno dei suoi incontri periodici il sociologo e politologo Ilvo Diamanti. Il Nord-Est, per tornare ad essere il Nord-Est, deve ricordarsi cos'era prima di diventare il Nord-Est. Soprattutto deve recuperare la consapevolezza delle capacità che gli permisero di essere l'emblema del miracolo economico e un modello di rilievo mondiale. Perché non puoi avere paura del futuro con un passato come quello che abbiamo noi e con quello che abbiamo affrontato noi. Questo è l'indirizzo offerto dal sociologo e politologo Ilvo Diamanti, ospite di un incontro organizzato dall'Accademia Olimpica, con quel noi a sottolineare come, nonostante sia nato a Cuneo, egli, che di fatto ha le sue radici vicentine, si senta fortemente legato a questa terra, anzi meglio, orgoglioso di essere nordestino. Un sentimento che affiora spontaneo, racconta, quando si reca all'estero e immancabilmente incontra persone, imprenditori, provenienti da quest'area operosa e intraprendente. Sono ovunque i piccoli imprenditori del Nord-Est, a proporre, a vendere i loro prodotti, in Cina, in India, in Sud America, nell'Est Europa. Insomma, il Nord-Est è vivo. Certo, le difficoltà sono evidenti, la frenata produttiva è ampiamente documentata dagli indicatori economici, ma il Nord-Est di oggi, quello che ha saputo reagire ad un passato fatto di stenti, di miseria, perfino di inerme sottomissione, dovrebbe saper far tesoro di quella lezione, ovvero della capacità di rialzare la testa, di trasformare una terra di emigranti in un polo produttivo di fama internazionale. A minare questa condizione, sottolinea Diamanti, è la perdita di alcuni elementi che hanno caratterizzato il Nord-Est del miracolo economico, figli di un sentire comune, di una diversità su cui ha costruito quel miracolo, dalla vocazione imprenditoriale ai riferimenti politici. Poi sono cresciute le tensioni interne, ad esempio il 60% dei veneti non è d'accordo con le autonomie speciali di Trento, di Bolzano e del Friuli Venezia Giulia. In poche parole, l'identità del Nord-Est è oggi sbiadita. Per dirla con le parole di Diamanti, il Nord-Est oggi rischia di essere una definizione indefinita. Il Nord-Est è nato ed è sorto come concetto in un contesto specifico, cioè quando in ambito nazionale erano molto chiari i riferimenti del potere economico e del potere politico. Da un lato la fabbrica, la città della grande impresa, Torino, dall'altra la capitale politica, cioè Roma. Per cui nord-est significava essere a est di Torino e a nord di Roma e anche del Mezzogiorno. Significava imporre un modello diverso di tipo economico, di tipo sociale, di tipo politico, alternativo. Questo è il luogo della piccola impresa, questo è il luogo della Lega, questo è il luogo della protesta. Però oggi perché indefinito? Qual è il luogo del potere? Torino ormai dipende da Detroit, Roma è un luogo contestato da tutti, non soltanto dal nord-est. E nel nord-est quelli che erano i partiti che costituivano il centro della protesta oggi sono stati a loro volta battuti. Pensiamo alle ultime elezioni. La Lega ha dimezzato i voti a favore di chi? Di Grillo, che ha vinto dove anche? Nel nord-ovest e anche nel mezzogiorno. Per questo dico, il nord-est rischia di essere una definizione indefinita. La tentazione che io non accetto, ha affermato il noto sociologo, è che il nord-est consideri chiuso il suo ciclo positivo e riaffiori la sindrome da Poaretti. E quella tendenza a compiangersi è appartenuta ad una stagione lontana, quella prima del riscatto. È un pericolo anche per i suoi effetti contagiosi. Lo dimostrano ad esempio gli attuali indici di propensione a mettersi in proprio, scesa tra il 2000 e il 2013 dal 53 al 42%. E poi la convinzione sempre più diffusa che per avere successo ci si debba trasferire all'estero. Lo afferma il 60% dei giovani. Un monito quindi a prestare attenzione ai segnali che gli adulti danno a chi rappresenta il nostro futuro. Ad influire sotto questo profilo è anche una narrazione che oggi presenta gli imprenditori del nord-est, quelli che erano il modello di riferimento dello sviluppo, sotto un'altra luce. Vengono enfatizzate talune situazioni, certamente gravi, ma che in altra epoca non ebbero altrettanta risonanza.
La narrazione odierna è quasi metaforica, il Nord-Est si uccide. In realtà le statistiche, ha rilevato Diamanti, dicono che i drammi dovuti alle difficoltà economiche di cui parlano i mezzi di informazione non sono aumentati rispetto agli anni passati. È cambiata l'evidenza. Dunque, ha ancora senso parlare di Nord-Est? Io direi di sì, egli ha concluso. Ha senso se il Nord-Est non torna ad essere quello che era prima del Nord-Est, dell'epopea degli emigranti. E qui ci sono capacità e qualità già ampiamente dimostrate per superare le difficoltà, riposizionare le produzioni e tornare a crescere.